Soprattutto due grandissime squadre, sono la quarta e la terza rispettivamente della Serie A della Lega Calcio 8, ma oggi conta battersi vicendevolmente anche in vista della probabilissima partecipazione ai playoff. Questa è la storia che vogliono scrivere CJ in maglia nera e Goalbet Calcio 8 in maglia bianca. Procediamo velocemente alla lettura delle formazioni con le quali mister Broccatelli e mister Carboni si presentano da questo appuntamento, il big match naturalmente per quanto riguarda la 22esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8, cominciando dai padroni di casa delle CJ che con Capitan Boni stanno espletando le formalità del caso, con Capitan Mirko Sterbini, scusate, il capitano naturalmente Simone Starace. Si schierano i ragazzi di Broccatelli con in porta Boni col numero 1, poi 18 Citro, 7 Codignoli, 4 Colizza, 14 Giancarlo, 16 Giuliani, 27 Mancinelli, 44 Mazzesi, 3 Mirante, 19 Purcacchia, 15 Regis, 10 Alessio Starace, 6 Simone Starace, 6 Tisei. Manca praticamente nessuno nel CJ che ha recuperato tutti gli uomini chiave, manca Tubani nella Goalbet che schiera comunque in porta col numero 12 Emanuele Para, poi col 9 Angelè, con l'1 in panchina il secondo portiere Simone Caperchi, col 19 Stefano Carboni, col 22 Tommaso D'Anversa, 20 Andrea De Marco, 8 Stefano De Marco, 10 Galassi, 3 Garofolo, 18 Maroder, 24 Monteforte, 5 Pantaleoni, 6 Sterbini, 4 Luca Tarantino agli ordini di mister Mauro Carboni. Quello che ci aspettiamo da queste due formazioni è soprattutto un grandissimo spettacolo, è una schiera di grandi giocatori, quella che oggi ha fatto capolino qui alla Stella Azzurra, giocatori che, dato anche il corto terreno, possono in qualsiasi momento della gara segnare una rete che può cambiare gli equilibri. Nel frattempo è partito il match, è partita CJ contro Goalbet Calcio 8, diciamo big match di questa 22esima giornata, dove qui dalla Stella Azzurra assisteremo più tardi alla partita tra Checco dello Scapicollo e Nes Calcio 8, col Checco che tenterà cercando la vittoria contro una squadra molto più in basso in classifica di mettere pressione ad un Cotton Club che la scorsa settimana ha pareggiato sul campo del Cottini Stefano Gomme, facendo sì che la Goalbet, vincendo col CUD 2-7-2, si portasse a 5 lunghezze, 7 erano prima della scorsa settimana, di distacco dalla capolista e campionessa d'Italia della scorsa stagione. Stesso discorso per il Checco dello Scapicollo, che ora è a -4 e con una vittoria nel match successivo si porterebbe momentaneamente a -1, ma questa è un'altra storia che vi racconteremo fra un'ora. Ora è il momento di CJ Goalbet, prime battute, com'è normale che sia, com'è consuetudine di studio tra le due compagini che si conoscono bene, hanno anche elementi che giocano insieme o sono avversari nelle stesse categorie di calcio 11. Uno in possesso adesso è Mazzesi prova sulla destra, al lato corto dell'area, scava un buon pallone, Opara è costretto ad alzarlo sopra la traversa. La prima buona iniziativa di Filippo Mazzesi, subito la Goalbet un po' in difficoltà, aveva difeso forse troppo bassa in area di rigore. Calcio d'angolo per il CJ, lo batte Starace verso il centro dell'area di rigore, tentano lo stacco in molti, nessuno riesce a pervenire a contatto con il pallone che finisce fuori dall'altra parte. Sarà rimessa dal fondo semplice per Emanuele Opara che cerca qui sulla destra Daniele Pantaleoni. Prova a far passare Pantaleoni, c'è un buon tacco di un compagno che mette in movimento Codignoli, quindi Alessio Starace vince un primo rimpallo, non un secondo, perché interviene bene Tiziano Galassi che si porta palla fino alla linea di fondo, viene messo giù, calcio di punizione per la Goalbet. Della punizione si va ad incaricare Opara. Le due squadre sono divise solo da 3 punti nella Serie A della Lega Calcio 8, con il CJ che, seppur vincente all'andata per 3-0 sul terreno dello Sport City, rincorre la Goalbet Calcio 8 a 46, a 43. Sono i ragazzi del presidente Pappa che hanno avuto un avvio più intraprendente di gara rispetto alla Goalbet e qui gestiscono il possesso ricominciando in difesa dal numero 19 Porcacchia, quindi Mazzesi vuole sventagliare lunghissimo Mazzesi a cambiare gioco, dove De Marco è bravo ad intervenire di testa. Qui sotto la nostra postazione Codignoli copre palla e poi la rigioca dentro per Capitan Simone Starace. Allora Mazzesi potrebbe anche caricare il tiro e lo fa, non è lontanissimo dal palo alla sinistra di Opara, che lo conosce bene giocando contro di lui dai tempi nel quale
Opara era portiere della Venere in Bikini, Mazzesi difensore con licenza di offendere delle BM di Gianicolo. Parliamo della Lega Calcio 8 di ormai 2 anni e mezzo or sono, mentre Galassi subisce fallo a centrocampo da Codignoli. Sarà calcio di punizione per la Golbet, che batte qui su De Marco, sulla destra adesso il numero 20, prova a convergere ma è bravo Codignoli, quindi Regis nasconde palla a Galassi, Regis toccato e sarà calcio di punizione. Un calcio piazzato con tiratori così affilati in tutte e due le compagini può nascere la rete che sblocca l'equilibrio che per ora, giunti quasi al quarto minuto, regna sovrano, ancora 0-0 qui alla Stella Azzurra, partita che interessa naturalmente da vicino sia il Checco dello Scapicollo che gioca domani che il Cotton Club, che da un risultato negativo della Golbet Calcio 8 oggi potrebbe trarre vantaggio per un ulteriore allungo. 3 uomini in barriera di fronte a Capitan Starace, è attentissimo nella disposizione Opara. Mazzesi vuole disturbare la visuale con Sterbini che prova a sottrarlo, parte Starace direttamente sulla barriera, fuori ci sarebbe la chance per il CJ ma Galassi interviene bene, poi Monteforte frustrato il suo tentativo da un retropassaggio dove Boni si impegna e manda il pallone direttamente nel campo di calcetto adiacente. Pallone che viene ricalciato verso il centrale di calcio 8 della Stella Azzurra e si potrà riprendere con una rimessa laterale per la Golbet. Garofolo, Pantaleoni, voleva rigiocarla di prima, lo fa male ma poi recupera. Pantaleoni sulla sinistra allarga a Garofolo che crossa rasoterra, direttamente fuori la deviazione della difesa del CJ che è andata bene a chiudersi. Quindi Garofolo, palla di ritorno per lui, attorniato da 3 uomini, costretto a tornare indietro, poi un cross lungo sul secondo palo, prolungato, dove stoppa De Marco. De Marco sempre sul destro, Starace lo conosce, quindi lo marca bene, ricomincia da Mazzesi, altra sventagliata lunghissima, Sterbini in anticipo su Regis, in seconda battuta arriva un giocatore delle CJ, pressato, poi da dietro Starace alla conclusione, altissima, sopra la traversa di Opara. Era stato Ivan Giuliani a portarsi in seconda battuta e a controllare male, un'azione che poteva aver continuità offensiva da parte del CJ, che qui pressa alto la Golbet, costringendo anche i ragazzi in maglia blu cerchiata, in maglia bianca oggi al lancio, poi un destro da casa sua di Porcacchia, sballato. Ma abbiamo capito la chiave dell'incontro, il CJ vorrebbe cercare di sbloccare la gara con tiri da fuori, ci sta provando praticamente anche da centrocampo, quando Galassi va con l'esterno dentro per un lungo taglio di De Marco, ma Boni non ha problemi, attende al limite dell'area, rimettendo per Codignoli che avanza veloce. Superata la linea di centrocampo, Codignoli viene steso, sarà calcio di punizione. Brutta botta alla schiena per Codignoli, in caduta, roteato in aria prima di atterrare sul sintetico della Stella Azzurra. Per questo fa fatica a rialzarsi, il numero 7 di Broccatelli. Scusate, si vuole incaricare della battuta della punizione, sembra Mazzesi, c'è vicino a sé anche Capitan Simone Starace, ma guarda che conosce le grandi qualità di Mazzesi sul tiro dalla distanza, andiamo a porre 2 in barriera. Mazzesi che ha segnato anche il gol decisivo un paio di settimane fa con il Play Euro in prima categoria direttamente su un calcio piazzato, è uno degli specialisti del CJ, è quello che si va ad incaricare ora della battuta. Ricontati i passi della barriera che è composta da Monteforte e Pantaleoni. Mazzesi attende il fischio dell'arbitro. Lunga attesa che forse non facilita a Mazzesi, che parte col destro, infatti sbatte contro la barriera.
Si sa che quando questi calci di punizione si tirano troppo per le lunghe, quando chi va a tirare poi perde un po' di tensione e concentrazione per riuscire a proporre una giocata vincente, e Mazzesi ha perso forse un po' di piglio, ci sono voluti un paio di minuti per battere questa punizione, poi totalmente vanificata, quindi per ora 0 occasioni, se non un cross proprio del difensore del CJ che Opara ha smanacciato. Nel frattempo Regis, ben contrastato in seconda battuta da Galassi, poi Tarantino a proteggere col fisico il pallone e a subire anche d'esperienza un fallo che fa uscire la Golbet da una situazione non facile dove era andato a chiudersi, e Tarantino non per colpa sua ma del compagno che aveva retropassato il pallone in quella zona. Starace, il contrasto a centrocampo con Galassi, lo premia allora Starace, Opara non trattiene, ma poi in due tempi la fa sua. Pallone che ha schizzato sul terreno sintetico e viscido della Stella Azzurra, Golbet che non riesce ad impostare come vorrebbe, allora Sterbini, Garofolo, colpisce in piano volto il suo capitano. L'arbitro si sincera delle condizioni, che le condizioni di Sterbini siano tali da poter proseguire il gioco, così sembra essere, seppur sia stato colpito da una pallonata in faccia del proprio compagno da meno di 1 metro. CJ che reimposta con Mazzesi. La palla è scavata verso Regis che lotta, ma non può impedire che Sterbini protegga la rimessa dal fondo di Opara. Pantaleoni. Un po' bloccate le due squadre, Pantaleoni prova ad uscire da questo blocco con un lancio che è intercettato, però allora Regis. Tutto solo Regis deve inventare qualcosa, prova ad andarsene sul settore sinistro, è pressato, arriva praticamente all'altezza dell'angolo, Regis ancora pressato da 2 uomini, prova a girarsi, solo fallo laterale per il CJ che chiedeva calcio di punizione per il contatto sul proprio centravanti. Si abbraccia affettuosamente, non sappiamo quanto, con Tarantino. Starace. Fuori, la palla viene fatta scorrere da Mazzesi che può caricare la conclusione. Alto sulla traversa il tiro di Mazzesi. Ci ha messo la mano Opara che si sta lamentando con i propri compagni di squadra, re di non essere usciti tempestivamente su Mazzesi che ha avuto addirittura il tempo di prendere la mira. Ora Starace da corner. Batte ad uscire Starace, porcacchia, Pantaleoni, compagno al play euro, riesce a contrastarlo poi Monteforte direttamente sull'opposizione di Codignoli. Fallo laterale per la Golbet che prova ad uscire da un momento di impasse, dando qui a Pantaleoni. Il filtrante verso destra è sbagliato, Pantaleoni stesso va a commettere fallo, l'arbitro se ne accorge. Simone Starace, cugino di Alessio che aveva subito il fallo, ha già battuto la punizione, affretta il CJ che va a destra da Regis che si è allargato. Vuole convergere Regis, prova il mancino, contrastato da un proprio compagno, un paio di rimpalli che favoriscono alla fine la formazione padrona di casa. Quasi metà nel corso della prima frazione, non moltissime occasioni, per ora le difese fanno bene il loro lavoro, gli attaccanti non trovano varchi e CJ Golbet è ancora sullo 0-0. Starace allarga dall'altra parte dove stoppa Regis, col piede debole il sinistro, il cross è contrato dal ripiegamento di Galassi, fallo laterale, Porcacchia. Stoppa col petto e scivola, occasione Golbet per ridisporsi per il contropiede. Monteforte dà direttamente ad Opara che deve rilanciare, lo fa con un campanile dove non ha problemi Mazzesi ad andare a contrastare De Marco. Fallo laterale per la Golbet, l'anticipo di Mazzesi che chiedeva fallo di Andrea De Marco nell'occasione. Marco l'intervento di Codignoli su di lui. Falloso per il numero 7 è andato a gamba tesa. Viene chiamato time out nel frattempo da parte della Golbet calcio 8. Ne approfittiamo per una piccola pausa. Si riparte dal calcio di punizione per la Golbet. Fallo subito per intervento a gamba tesa di Codignoli. Tanti 1 contro 1 tentati in questo avvio dai giocatori che vogliono superarsi l'un l'altro, probabilmente hanno qualcosa da dimostrarsi vicendevolmente, dato che molti si conoscono non solo all'interno del panorama della Lega Calcio 8. Non ne sta uscendo fuori un grandissimo spettacolo, poche azioni manovrate da parte di due squadre che sanno sicuramente farci vedere di meglio. Pantaleoni. È un appoggio corto il suo, dall'altra parte dove attende Galassi che tira contro Codignoli, poi non tiene in campo Mazzesi.
rimessa effettuata, Pantaleoni caricava quasi un tiro, poi è costretto a mettere la gamba per non far partire il contropiede, che non si concretizza, è solo fallo laterale per il CJ, ora battuto su Porcacchia. Porcacchia da Boni. Boni ancora dal vice capitano Porcacchia. Si torna indietro su Ivan Giuliani, scava un buon pallone Giuliani, chiede fallo Regis, Tarantino protegge la rimessa dal fondo, si spiega col direttore di gara, nel frattempo Regis sotto la nostra postazione, arbitro molto più vicino di noi rispetto all'azione che stava evolvendo. A nulla sono valse le proteste di Regis. Galassi trova un buon filtrante per Garofolo, trattenuta e quindi fallo. Galassi, non ci sono assembramenti in area di rigore, ci fa pensare anche dalla lunga rincorsa, e proverà direttamente il tiro. Boni vuol veder partire il pallone e ne mette solo uno in barriera, anche se ora si aggiunge Codignoli. Parte Tiziano Galassi, botta rasoterra, respinta, Regis che contrastano scusate, duramente su di lui e riescono poi a retropassare ad Opara quelli della Golbet. Opara ricomincia corto da capitano Sterbini. Sterbini sale, trova una buona diagonale per Monteforte che gioca al volo, perde il contatto visivo col pallone che gli viene restituito da Pantaleoni. Stavolta fallo non c'è, solo rimessa laterale per i ragazzi in maglia bianca. Pantaleoni da Galassi, la sposta in un fazzoletto Galassi, la recupera bene il CJ con Giuliani, scusate, col numero 18 Citro, buon break dei padroni di casa che finiscono ancora una volta però da Opara che rinvia, rimane alto il baricentro dei ragazzi di Broccatelli, quindi Mazzesi, Boni, rinvia senza prendere la mira Boni e passa il pallone al suo omologo Opara. Un primo tempo così e così, non molto spettacolo, ma c'è da dire che la posta in palio è altissima, sia in fatto di punti, sia di supremazia appunto interna a queste due squadre che saranno probabilissime protagoniste ai playoff. Mi sa che questa non sia proprio una preview delle gare ad eliminazione diretta che decreteranno la squadra campionessa d'Italia, che andremo a vivere in primavera. Nel frattempo la sponda di Citro per Regis, ancora dentro, ed è il gol del vantaggio improvviso del CJ. Il gol è del numero 6, Daniele Tisei. Ottimo anche l'assist di ritorno, è 1-0 CJ. E Sterbini se la prende un po' con i propri centrocampisti centrali che non hanno fatto filtro, ma qui la giocata al volo di Regis è stata illuminante per il compagno Tisei, che poi di fronte ad Opara non ha sbagliato, e quindi eccolo l'equilibrio che è rotto da un'azione estemporanea del CJ che si porta in vantaggio sul corto terreno di casa e ora prova ad infierire andando subito a destra, palla dentro, Sterbini non controlla, Tisei in pressione, galvanizzato dal gol segnato che fa 1-0 per la propria squadra. Fallo laterale per la Golbet che ha il problema ora di doversi riorganizzare in fretta, anche perché abbiamo varcato e di molto la metà della prima frazione e la proposta offensiva dei ragazzi di Carboni è per ora 0, anche se attenzione a Pantaleoni, se ne allunga troppo sul settore sinistro. Questa sì che era una buona occasione, un buon varco in una difesa, quella del CJ che per ora non ne aveva per nulla offerti. Fallo fischiato in favore del CJ, ragazzi che chiedevano, quelli di Broccatelli, la regola del vantaggio. Mazzisi e Starace, Mazzisi si è allontanato, è rimasto nei pressi Starace. Parte il capitano del CJ. Calcio di punizione e spizzato dalla barriera che finisce in calcio d'angolo.
Si avvicina al punto di battuta lo stesso uomo che ha battuto il calcio di punizione, vale a dire il capitano del CJ Starace. Palla a rientrare, non arriva per questione di centimetri in elevazione Regis, ancora mal controllato, scusate, da una difesa della Golbet che concede qualche centimetro ai saltatori del CJ. Qui è costretto ad andare da De Marco, ma è molto bravo Tisei su di lui a recuperare. Tisei tiene il possesso, tunnel di Tisei che serve Pantaleoni, ancora un buon ripiegamento, stavolta di Citro. Solo fallo laterale per la Golbet che non riesce proprio ad andare al tiro in questi primi minuti. De Marco ha battuto da Pantaleoni, stop e giocata di ritorno, di nuovo fallo laterale. De Marco, Pantaleoni, controlla l'altezza della linea di fondo De Marco, chiede un tocco col braccio, un gioco pericoloso, scusate, calcio di punizione Golbet. Pittoresca nel frattempo la coda di macchine che si crea qui sotto la torretta alla Stella Azzurra, dove in pochissimi riescono a mettersi d'accordo sul senso di marcia, come tante volte accade. I giocatori tornano con una quarantina di minuti di ritardo rispetto al fischio finale della gara a casa, ma per loro colpe. Galassi toccherà a Matteo Monteforte, 3 in barriera, scatta Codignoli, Monteforte calcia proprio sulla barriera, sui due che erano rimasti lì. Occasione quindi da ribadire, da fallo laterale per la Golbet, dietro a Capitan Sterbini che scava un pallone verso però un anticipo, poi ancora un po' di confusione, un rimpallo, un tiro calciato con deviazione direttamente verso la porta di Opara. Un po' casualmente va a guadagnare un corner il CJ. L'arbitro attentissimo alla direzione del pallone va a indicare che Starace batterà probabilmente a rientrare col destro. Dalla destra appunto di Opara che posiziona accuratamente in area di rigore i propri giocatori. Parte Starace. Dentro la palla che incredibilmente rimane lì, poi ancora in area di rigore l'azione, palla fuori, Codignoli non riesce a concludere, da fuori il destro di Porcacchia, azione confusa, ma CJ vicinissimo al raddoppio. Un'azione di confusione all'interno dell'area di rigore. Sta per nascere il gol del raddoppio con Starace che calcia direttamente verso il primo palo, coglie il palo esterno, Opara rinvia. Un anticipo difensivo di Citro che oggi sta dando una gran mano dietro, gioca meno offensivo rispetto agli schemi soliti di un CJ che dopo un momento d'appannamento all'inizio di questo 2016 si è via via ripreso sia nel gioco che nei risultati, ritrovando una serie di uomini fondamentali che erano mancati a partire dalla sconfitta contro il Checco dello Scapicollo per 7-1, la partita che aveva portato in dote, oltre che un pesante passivo, anche delle squalifiche. Qui Regis nel frattempo a pizzicare direttamente l'esterno della rete sopra la porta di Opara che ha rimesso la Golbet a fretta e fa bene perché sta per terminare la prima frazione ed è 1-0 per i ragazzi delle CJ con un giocatore appunto del CJ a terra. Galassi va a mettere sportivamente fuori il pallone, si è fatto male Lorenzo Regis, speriamo nulla di grave. Regis che si tocca all'altezza del ginocchio sinistro, zoppica vistosamente, speriamo solo una botta per il talentosissimo numero 15 del CJ che quest'anno, seppur a sprazzi, ci ha fatto vedere delle giocate davvero straordinarie. Ricordiamo una rete fantastica segnata qui alla terza giornata contro la Bacci Immobiliare. Codignoli verosimilmente restituirà il pallone alla Golbet che sportivamente l'ha messo fuori. Regis zoppica e rimane in campo e Codignoli, come giusto che sia, restituisce palla alla Golbet. Opara quindi, Sterbini. Ecco la difficoltà dei ragazzi di Carboni oggi, trovare varchi per il primo possesso e quindi si va con lanci lunghi dove Mazzesi e Porcacchia, come dettano i loro centimetri, la fanno assolutamente da padroni per ora.
Anticipato Galassi, quindi sotto la nostra postazione Citro, rimpallato, fallo laterale per i suoi. Batte Porcacchia. Ha una rimessa molto lunga, la tenta in questo caso, dove Tisei è tagliato fuori dal movimento difensivo della Golbet, che riparte sempre da capitano Sterbini. Corto, ancora è sbagliato il passaggio di Sterbini, Regis che si è ripreso nel frattempo, va da Citro, ancora Regis, combinazione nello stretto frustrata da Pantaleoni, poi Galassi, fermato senza fallo, Codignoli, l'appoggio al rimorchio e un assist a De Marco, occhio a De Marco che accelera, De Marco doppio dribbling, palla dall'altra parte, Monteforte rientra sul destro, Boni, gran parata la sua. Col piede debole Monteforte, non se l'aspettavano forse il calcio col destro, ottima era stata l'azione di Andrea De Marco e di pura volontà è andato a saltare due giocatori del CJ. Corner battuto forte, qui c'è una deviazione di fronte a Boni, brivido che passa lungo la schiena dell'estremo difensore del CJ e fallo laterale Golbet dall'altra parte. È praticamente un calcio d'angolo da mettere dentro con le mani. Scelgono invece la palla fuori da Pantaleoni che si coordina. Ottima l'idea, palla che rimbalza sul terreno ma finisce fuori, anche battezzata da Boni che stavolta non ha nessun problema. Boni attende la disposizione dei suoi, poi cerca lungo la torre Regis, Sterbini si fa valere, ma quando il duplice fischio del direttore di gara ci dice che il primo tempo tra CJ e Golbet Calciotto termina 1-0 per i padroni di casa nella 22esima giornata di Serie A della Lega Calciotto, ne approfittiamo per una pausa prima dell'inizio della ripresa. Tutto pronto per la ripresa delle ostilità, il secondo tempo di CJ Golbet Calciotto, c'è stato qualche cambio nelle due squadre, soprattutto nel CJ abbiamo visto entrare ora Daniele Giancarlo, ex Roma Calciotto qui sotto la nostra postazione, che se la vedrà con un altro giocatore fresco sulla propria fascia, vale a dire Stefano Carboni, che deve dare un po' una scossa di grinta a una Golbet che è riuscita soltanto nel finale di tempo con Monteforte a mettere in difficoltà un CJ che con autorevolezza ha condotto le operazioni e meritatamente ha trovato il vantaggio con Tisei a metà della prima frazione. Qui proprio Giancarlo il tiro, Sterbini respinge come può, poi Mazzesi testa ad imperare nella propria metà campo, la sponda di Regis tra le braccia di Opara. Sembra essere un altro ritmo ora nella ripresa, ancora Opara riservito, deve andare al rinvio. Il grande stop di De Marco che se ne va, Mazzesi lo mette giù. Si avvicina il direttore di gara, c'è la chiara occasione da gol per la Golbet Calciotto al limite dell'area di rigore, cartellino giallo per Mazzesi. Ecco che tutto quello che non era accaduto per ora da parte del pubblico esternamente al campo, probabilmente qualcuno che non conosce il regolamento della Lega Calciotto, per esserci un rosso per chiara occasione da gol la porta deve essere praticamente spalancata, perché se andiamo a pensare a tutte le volte in cui c'è un fallo e un giocatore può andare al tiro tu per tu col portiere, sono praticamente tutte da considerare chiare occasioni da gol. Non esiste l'ultimo uomo, giacché non esiste il concetto di fuorigioco giallo, che tutto sommato ci può stare, anche perché nel fallo di Mazzesi non c'era violenza. Nel fallo di Mazzesi non c'era violenza, certo c'era quella malizia che nella trattenuta ha fatto sì che l'arbitro concedesse calcio di punizione e cartellino giallo. Le proteste proseguono, ma evidentemente il direttore di gara è andato a spiegare le proprie ragioni da regolamento. De Marco che ha subito il fallo e Daniele Pantaleoni sul punto di battuta, 4 in barriera per Boni. Parte Andrea De Marco, la botta è direttamente sulla barriera, fuori Monteforte, non fa in tempo a raggiungere il pallone, riesce ora col sinistro, deviato poi, può distendersi addirittura il contropiede del CJ con una palla sparacchiata in avanti verso la corsa di Tisei, tra i più attivi dei suoi nel primo tempo, riesce a retrocedere da Citro, anticipato in un primo momento da un ottimo ripiegamento difensivo del solito Tarantino, che poi gestisce il possesso non molto bene, palla in fallo laterale. È per la Golbet la rimessa. Tarantino a lungo dove Mazzesi si produce in un buon anticipo, deve stare attento adesso Mazzesi che è ammonito. Fallo laterale lungo, Mazzesi di testa, prolungare verso
De Marco che deve solo proteggere l'uscita del pallone. Così fa ed è pronto a rimettere. Scusate, si trattava di Tarantino. Sono davvero simili i due. Mazzesi di testa. Salta Galassi. C'è Ponte e il fallo è in favore del CJ. La partita si è accesa più dal punto di vista dei toni polemici che delle giocate tecniche, ma questo potrebbe anche favorire una maggior voglia di colpire appunto i rispettivi portieri, che per ora non si sono dovuti produrre in grandi interventi. È stato bravo Boni nel primo tempo a sventare l'unico tiro di Monteforte verso la propria porta. Opara, che aveva messo le dita su un tiro da lontanissimo di Mazzesi, è stato invece battuto imparabilmente da Tisei. Cartellino giallo per Citro, a dire dell'arbitro, ha protestato troppo. Crediamo Daniele Giancarlo sul punto di battuta del calcio di punizione per il CJ. Posizionato alla barriera a 3 Opara, parte la rincorsa, il destro che passa e finisce sul fondo. Era stato Alessio Starace quando Opara rinvia lunghissimo verso Monteforte, anticipato da un gran ripiegamento difensivo di un Enrico Citro attento come non mai sulle posizioni appunto di difesa. Qui De Marco va ad incaponirsi, era solo in mezzo a due uomini, non trova appoggio, solo fallo laterale per la Golbet. Ora effettuato proprio verso De Marco, palla di ritorno per Carboni, rigioca forte addosso, va giù De Marco, calcio di punizione. Pantaleoni si sposta e poi torna sul punto di battuta. Può partire Daniele Pantaleoni, il suo destro gira, doppia deviazione in area di rigore che stava per favorire un tiro da parte di Carboni, ma siamo già dall'altra parte per il contropiede del CJ che riesce a giocare bene in diagonale da Regis. Le lunghe leve di Regis a protezione del pallone, poi il tacco è sbagliato da parte di Tisei, calcio d'angolo. CJ che batte corto verso Regis che cicca malamente il pallone, contropiede che non parte perché c'è un ottimo intervento ancora una volta di Citro. Ha fatto davvero un'ottima partita, non si è iscritto al tabellino dei marcatori ma è su tutti i palloni Citro che afferma di essere in gran forma. Qui il tunnel di Giancarlo, poi Citro verso Tisei che può appoggiare dall'altra parte dove non arriva. Regis in scatto e non tiene nemmeno in campo il pallone, nonostante lo sforzo atletico e tecnico per farlo. Ritmi che la Golbet Calciotto non riesce ad alzare. Forse qualche cambio dalla panchina, un po' a ridisporre la squadra, sarebbe dopo da parte di Carboni. Qui altri due rimpalli persi e il possesso che torna ai padroni di casa. Citro appoggia Giancarlo, la finta a centrocampo di Giancarlo, bravo a servire di nuovo Citro, in verticale il movimento a memoria di Regis, poi Tisei di tacco, grande azione del CJ, palla che sfila sul fondo, azione lontanissima dalla porta di Opara. Sono lo stesso andati alla conclusione i ragazzi in maglia nera, qui Mazzesi con un anticipo netto sul pallone. Carboni, De Marco, Monteforte riesce ad andare da sotterra, dentro nessun compagno ad attaccare l'area di rigore, dall'altra parte addirittura a tenere in campo la palla il CJ. Regis vince il contrasto con Pantaleoni, anche quello con Galassi. Regis, le sue finte, Pantaleoni la tiene in campo, poi l'appoggio di De Marco, Pantaleoni va giù, calcio di punizione.
fanno fallo, concedono il calcio di punizione dalla distanza quelli del CJ, consci di avere in porta uno dei migliori estremi difensori della Lega, vale a dire Leonardo Boni, forse non così reclamizzato a tutti i livelli, ma quasi sempre efficace quando chiamato in causa. L'ex estremo difensore del BMD Gianicolo e dell'M Servizi Gianicolo nella scorsa stagione. Galassi a rientrare col sinistro. Parte Tiziano Galassi, a giro col sinistro, contro la barriera, fuori Sterbini. Anziché tirare appoggia ad Andrea De Marco. De Marco vuole convergere come al solito sul destro, poi finta ancora De Marco, non cede il pallone, prova ad andarsene, viene messo giù da due uomini, ma nel rimpallo è stato lui ad essere sfavorito secondo l'arbitro, quindi lancio lunghissimo. Chiopara può controllare e bloccare. Scusate, Sterbini da Galassi. Sale Tiziano Galassi. Le finte del numero 10, di fronte a sé Codignoli. In surplus Galassi prova una giocata, palla prolungata che rimane sul terreno di gioco. Monteforte ne protegge l'uscita. Fino però la rimessa dal fondo. L'arbitro indica dentro. Ma Monteforte batte l'angolo teso in area di rigore. Altra deviazione, altro corner. Non riusciamo a capire dall'indicazione dell'arbitro se fosse corner o rimessa. Può andare ancora Monteforte. L'appoggio fuori, Pantaleoni, cica da posizione favorevolissima. Poca lucidità per Daniele Pantaleoni in questa occasione. Giancarlo, Codignoli. Ancora Daniele Giancarlo, quindi Enrico Citro. Palla dentro, ha provato il tacco in corsa Tisei, nulla da fare, riparte la Golbet. Sterbini. Carboni. Alza la testa, propone un altro lancio a cambiare gioco dove il petto di Porcacchia. Serve un Boni parzialmente inoperoso anche in questa ripresa. Giancarlo, Regis, un buon lasciapassare, serve Pantaleoni in diagonale a fermare Codignoli, poi Sterbini. Il lancio è basso, è spizzato in avanti, Mazzesi deve proteggere, lo fa bene con la testa. Dallo scatto di De Marco. Non ha compagni da servire De Marco, prova ad andare da Monteforte, l'intervento da dietro su Monteforte, non c'è fallo secondo l'arbitro, allora il CJ, a sinistra, Regis, contrastato Regis da Maroder, il neo è entrato per la Golbet, Regis fa fallo, calcio di punizione. L'appoggio su Sterbini, quindi Stefano Carboni. Dalla media distanza Carboni, gioca un buon lungolinea dove De Marco attende, rientra dal fondo De Marco dentro. Palla giocata poi direttamente fuori, ancora calcio d'angolo Golbet. Palla ancora dentro, giocata all'altezza del primo palo, ma respinta, ancora un quarto d'ora circa al termine della gara. Sterbini vuole il gioco corto da Stefano Carboni. Ecco Sterbini che lancia lungo a rientrare un colpo di testa e quindi Boni che la chiama e blocca. Davvero bene la difesa dell'SJ, ha concesso pochissimo per ora agli attacchi di una Golbet che si è affidata tanto ai lanci lunghi. Mazzesi e Porcacchia hanno dominato su questo fondamentale. Regis col fisico su Pantaleoni, prova a passare, ancora Regis di sfondamento, si torna da Tisei, appoggio da Citro, giocata veloce dentro l'area di rigore, Sterbini. Provano a ripartire distendendosi, facendo scivolare lungo l'out di sinistra Carboni, quindi De Marco, scusate Maroder, Pantaleoni, ora De Marco. De Marco salta secco un avversario, ancora calcio di punizione Golbet. Non sono riusciti mai a sfruttare queste punizioni, anche perché sempre molto laterali. I ragazzi di Mauro Carboni, sta per ora anche in questo la sostanza del vantaggio tutto sommato meritato da parte dei ragazzi del presidente Pappa, che vincessero questa gara potrebbero raggiungere la Golbet pareggiandone i punti e con gli scontri diretti a favore diventare la nuova terza forza del campionato. Nel frattempo Angelè, appena entrato,
Angelè è appena entrato, dicevamo, sul punto di battuta, parte lo specialista della Golbet sulle punizioni, ma il risultato è lo stesso, la palla è sempre contro la barriera. Angelè, fuori per Pantaleoni, pressato da Codignoli, Pantaleoni tratto in inganno anche dal rimbalzo che lancia un'azione dove Citro protesta, ma Opara può abbrancare e rimettere per Capitan Sterbini. In verticale Pantaleoni costretto a giocare di prima, poi lo stop e Angelè da fuori, alto sulla traversa. Time out chiamato nel frattempo dal CJ, ne approfittiamo per un'altra piccola pausa. Boni pronto a rimettere quando manca qualcosa più di 10 minuti al termine della sfida tra CJ e Golbet Calciotto, valevole per la 22esima giornata di Serie A della Lega Calciotto, la sfida tra la quarta e la terza, la quarta che sta per agganciare la terza perché il CJ sta battendo per 1-0 una formazione di Carboni e Cencetti che ha faticato nella reazione dopo aver subito gol nel primo tempo, non ha creato moltissimo dal punto di vista offensivo, non ha nemmeno subito molto, non è una gara dei grandissimi contenuti in fatto d'occasioni da rete, ma c'è tanta grinta, tanti contrasti in campo, tantissimi falli abbiamo assistito questa gara finora. Carboni a trovare un rimpallo di Codignoli e un calcio d'angolo che potrà battere Andrea De Marco. De Marco forte in mezzo dove arriva Maroder. Il fallo laterale sarà per la Golbet, batterà Stefano Carboni. Lungo Carboni da De Marco che stoppa con il braccio. Mazzesi. Porcacchia. Citro lascia passare da Boni. Rinvia Boni prendendo la mira ma sulla testa di Pantaleoni. Maroder allora. Stefano Carboni. Sale Carboni a testa alta, prova il servizio ed è buono per Maroder, allora Angelè, toccato Angelè, calcio di punizione Golbet. Ma che cazzo dice? Era più indietro. Angelè e Pantaleoni parlottano probabilmente per decidere chi sarà l'elemento della Golbet Calciotto a battere questo calcio di punizione. Angelè attende l'appoggio di Pantaleoni, invece lungo, parte la conclusione di Sterbini. Più simile però a una trasformazione rugbistica che a un tiro verso la porta di Boni, che continua a non correre pericoli e continua a mantenere la clean sheet con la propria squadra a condurre 1-0. Decide sempre il gol di Tisei qui alla Stella Azzurra, quando Simone Starace è rientrato in campo e prova a pilotare questa azione dove Sterbini recupera, torna da Opara, rinvio col sinistro altissimo dove non ha ancora una volta problemi Porcacchia a rinviare, ribadisce la Golbet. Angelè salza un campanile, calcio d'angolo per i doriani. Lo vuole battere velocemente Edoardo Maroder, è lì vicino a sé Andrea De Marco e lascia a lui l'incombenza. Batte dentro De Marco dove Mazzesi alza in campanile, Tisei completa il disimpegno che finisce da Pantaleoni. È buono però il contrasto di Giuliani, palla che ci sfiora ed è fallo laterale per la Golbet. Sterbini servito dietro, deve dar palla di ritorno dove Codignoli interviene di testa, calcio di punizione. Angelè chiede la distanza, vuole battere dentro questo calcio di punizione, chissà se direttamente in porta. Parte Angelè, è un appoggio dove attendeva Pantaleoni che è costretto ad allargarsi, un tiro cross dentro, verso terra e ben letto da Capitan Starace che si appoggia per la ripartenza di Van Giuliani, una palla splendida in profondità infiltrante, al lato corto il cross dentro Opara.
Buona azione del CJ qui. Opara che ripropone squadre un po' più lunghe adesso. Ne può beneficiare la Golbet con questo cross, ma ancora perfetta la lettura di Porcacchia, che dimostra di avere un senso difensivo assolutamente sopra la media ancora anche in questa gara. Ora rinvia un po' senza guardare, va ad allontanare un pericolo che si faceva incombente, perché la Golbet ha alzato probabilmente in maniera definitiva il proprio baricentro alla ricerca del pari. Sterbini lancia teso, Citro stoppa così e allora da quest'altra parte la tiene in campo De Marco, che poi fa partire una sventola direttamente in fallo laterale dall'altra parte. Praticamente in touche permette di rimanere alti in pressione ai ragazzi della Golbet. Fallo laterale che il CJ riesce a pilotare verso la linea di centrocampo. Anticipo di Maroder, da fuori De Marco. La sposta e tira De Marco contro Codignoli, poi il rinvio di Mazzesi. Sta continuando a prendere la mira probabilmente per abbatterci, chissà che non ci riesca da un minuto all'altro. Vuole accelerare i tempi la Golbet Calciotto, che vede il CJ avvicinare un possibile aggancio. È solo una rete di vantaggio per i ragazzi di Broccatelli, che qui difendono su Pantaleoni, che la sposta sulla linea del fallo laterale. Pantaleoni rimane in piedi, è pressato da Porcacchia, gioca al limite, dall'altra parte prova ad impegnarsi Maroder, che la tiene dentro con grande sforzo atletico, ma deve subire poi il recupero di Tisei, che allunga fuori il pallone. Monteforte attende il cambio, attende che qualcuno esca per farlo entrare lì, quindi Angelè. Dentro Angelè sbaglia, allora Citro in contropiede, De Marco ha recuperato, allora Carboni. Converge Carboni, costretto a ricominciare dall'ultimo uomo che è Sterbini. Sterbini salta rischiando l'impossibile di 6, poi sventaglia qui sulla sinistra, palla stoppata, poi va giù Pantaleoni e il calcio di punizione è in favore del CJ. CJ batte velocemente, Pantaleoni è rimasto a terra, non si può fare, Carboni si arrabbia da morire con la propria difesa, che sarà totalmente dimenticata. Nel frattempo dall'altra parte Alessio Starace. Si alza Pantaleoni, che si spiega l'esito della decisione dell'arbitro, ma tant'è. Mazzesi. Ma che non scherzo, se non fischia svegliati. Mazzesi. Attenzione, perché è libero sulla tre quarti e può caricare il destro Citro. Sballata la mira del numero 18, è entrato nel frattempo anche Bomber d'Anversa a far quantità lì davanti Carboni per Sterbini. Probabile una fiondata dentro l'area di rigore, ha giocato così la Golbet, non vediamo perché non dovrebbe farlo ora che ha un centravanti di peso all'interno dell'area di rigore. Infatti Carboni dall'altra parte, l'intervento di testa è ancora una volta della difesa di un CJ praticamente perfetto. Qui lascia rimbalzare Sterbini, che poi è costretto a far fallo, l'arbitro non vede. Su T6 è andato dritto sull'uomo Sterbini, non c'è fallo secondo i direttori di gara, quindi Carboni non sa chi dar la palla a Carboni, deve continuare a correre e cambiare gioco. Dall'altra parte dove attende Matteo Monteforte, vuole convergere sul mancino, crossare dentro il colpo di testa, alto sulla traversa di Angelè. Occasione d'oro per la Golbet per pareggiare, estemporanea, così come era stato estemporaneo il vantaggio del CJ, che poi ha amministrato bene, sta amministrando in questi minuti conclusivi. Pantaleoni colpito dal pallone, va a contrasto con Mazzesi, l'ultimo a toccare è Mazzesi. Fallo laterale che Pantaleoni batte alto, Codignoli ha letto bene la situazione, poi Mazzesi alza in rovesciata, la coordinazione da fuori, frustrata, allora Carboni, ancora Carboni, pestone subito da Carboni, calcio di punizione. Pantaleoni ammonito per eccesso di proteste nei confronti dell'arbitro. Altra occasione da fermo per la Golbet Calcio 8, litigano i protagonisti in campo su dove debba essere posizionato il pallone per questione di centimetri. Rimane lì Capitan Starace a fare da vedetta, saranno Angelè o Monteforte a tentare la trasformazione verso la porta di un Boni che pochissime volte ha dovuto esibirsi in interventi e che ha tremato praticamente solo qualche minuto fa su un colpo di testa di Angelè.
Boni conosce Monteforte ed Angele, ne mette 4 in barriera. Monteforte contro il palo con una punizione straordinaria. C'è stata una deviazione? No, perché un arbitro vede la deviazione, l'altro l'ha rimessa dal fondo. Alla fine dà ragione all'arbitro dall'altra parte. Sarà quindi fallo laterale per il CJ. Rimessa lunghissima, stacca Pantaleoni, poi Giuliani gioca in avanti, dove ti sei? Lotta con Sterbini che la tiene anche in campo, Capitan Sterbini uno degli ultimi a mollare, prova ad andare sull'uomo, Sterbini non c'è fallo, filtrante dentro l'area, esce Opara, va giù il giocatore del CJ. Ti sei arrabbiato come un po' tutto il CJ dopo questa decisione dell'arbitro, poi D'Anversa va a lottare contro due, cade a terra. Le proteste di D'Anversa e l'arbitro che dalla distanza lo ammonisce. Boni pronto al rinvio, non manca moltissimo al termine, attendiamo la segnalazione del recupero da parte dei due direttori di gara. Quando stacca Pantaleoni, dalla distanza Giuliani, un tiro d'alleggerimento da parte, scusate, di Citro. Vediamo Giuliani ovunque, Opara. Per Sterbini, uno degli ultimi affondi della Golbet, parte da Maroder, lancio dentro una preghiera di Maroder, respinta ancora da un'ottima difesa del CJ. Carboni, dietro a Capitan Sterbini, carica un tiro cross dentro, esce Boni con i pugni, con coraggio a respingere la minaccia, poi la tiene e conquista calcio di punizione fondamentale Ivan Giuliani stavolta. Grandi discussioni, Tommaso D'Anversa prosegue nelle proteste all'indirizzo del direttore di gara. Purcacchia chiama calma, con esperienza si mette davanti al pallone, guadagna qualche secondo, sta per battere la punizione, lo fa verso l'area di rigore della Golbet che qui difende bene con Maroder. Ancora Pantaleoni, allarga per Maroder, è costretto ad alzare un campanile dall'arrivo di Porcacchia che poi stacca di testa, va ancora in spaccata. Palla che si perde sopra il palo, attendono un pallone ora per continuare a giocare gli interpreti della Golbet. Monteforte deve battere un fallo laterale, scusate. Lo gioca direttamente dentro, il colpo di testa del CJ è a liberar fuori, è andato come al solito Filippo Mazzesi, sale anche Opara per l'ultima azione dei ragazzi in maglia bianca, battuto il calcio d'angolo dentro, è respinto, ancora palla fuori, quando arriva il triplice fischio del direttore di gara il CJ resiste, concede praticamente nulla alla Golbet Calcio 8, vince 1-0 e l'aggancio in classifica vale il terzo posto ai ragazzi di Broccatelli e Pappa.